Buon pomeriggio brutte bestie, eccoci tornati su Rome 2 Total War. La situazione è tosta, ricordiamo che siamo nel periodo appena dopo la ribellione generale delle nostre satrapie, avvenuta in concomitanza con l'attacco di Cartagine, attacco veramente realizzato con i fiocchi, da parte della nostra IA, devo solo fargli un complimento perché ci ha attaccato con un colpo rapidissimo e potrei dire chirurgico, Agrigentum, con una grandissima armata. Abbiamo resistito per ben 2 volte al loro attacco, diciamo, per la presa della Sicilia, ma poi alla fine siamo caduti in mano cartaginese. Quindi la Sicilia fondamentalmente è persa, c'è rimasta Panormus perché l'hanno solo saccheggiata, non l'hanno conquistata, ma ci hanno lasciato una situazione veramente disperata. Io devo già dare il fine turno, però pensandoci voglio restituire il villaggio romano e riparare almeno la caserma di Manipoli. Ho spostato qui la flotta nel caso in cui appunto si voglia difendere la città, ovviamente ci saranno delle ribellioni, però ho qui una legione pronta che in circa, secondo me, 2 movimenti dovrebbe riuscire ad arrivare a Panormus e da lì poi vedere. Intanto a Caralis andiamo a fare anche il produttore di mattoni, così andiamo a potenziare un po' andiamo a potenziare... E questa? Va bene, andiamo a potenziare un po' il... Spero non sbarchi, spero non sbarchi, vabbè, nel caso ho questa legione qua. Ehm... Insomma, ragazzi, la situazione è veramente una roba triste. Andiamo a dargli qualche altra unità in più qua, ragazzi, perché non vorrei ci sia un attacchino così, a sorpresa che mi sbarchino. Qua dovrei comunque riuscire a resistere perché ho il campo di ausiliari e poi gli butto dentro queste unità qua. Fatemi vedere il raggio d'azione. Ah, ci vogliono 2 turni. Vabbè, in qualche modo nel caso faremo. Andiamo a reclutarle. Magari una di cavalleria. Dai, buttiamoci dentro una di cavalleria e finiamola qua. Per il resto, ora la situazione a nord l'abbiamo recuperata. Ci siamo, diciamo, siamo in una buona situazione. Abbiamo pacificato con Antea. Abbiamo ripreso Pupoldeva e l'abbiamo dovuta liberare. Così abbiamo, diciamo, un buon rapporto con loro. Tra l'altro, abbiamo anche fatto dei commerci. Quindi bene così, Regno di Ordrisio siamo sempre in guerra, però non credo... Ah no, guardate che mi dà la pace. Allora, richiediamo pagamento, ragazzi. Non l'avevo visto questa cosa. Controfferta, no. Voglio soldi. Quindi non ti chiedo 3.600, ti chiedo 3.000. Ok, perfetto, siamo pacificati anche con il regno di Ordrisio, quindi si può dire che la parte, diciamo, balcanica l'abbiamo pacificata. Dobbiamo spingerci in questa direzione, ma soprattutto dobbiamo andare a riprenderci Atene. Atene perché va a toccare con l'Epiro che ce l'ha ancora con noi. Vedete, non ha un grosso esercito, ma qui sì. E andrà sicuramente a prenderci Farsalo. Poi abbiamo investito molto nella regione, quindi insomma perdere queste province è veramente un problema. E poi dobbiamo togliere queste 2 città agli scordisci perché sono punti di invasione, di sbarco verso Roma e io non voglio assolutamente che loro li tengano. Anzi, a questo punto vi dirò, io avevo intenzione di liberare sia Salona che Narona, ma a questo punto mi sa che le terrò. Le terrò per me e le farò delle basi per poter difendermi poi successivamente. E magari attaccarle al nord, prendendo il nord, ma sarà una fase ancora più avanzata del gioco. Ricordo che voglio giocare il gioco in maniera storica. Va bene. Niente ragazzi, andiamo avanti. Ho già parlato fin troppo. Benvenidos.
Ok, ci attaccano e noi ci difenderemo, ragazzi. E noi ci difenderemo. Allora, la gioco solo perché voglio rompergli le scatole a questi. Non voglio lasciargliela così vinta. Ma non credo che la vedrete. Va bene, ragazzi, abbiamo perso la battaglia. Abbiamo combattuto fieramente, però così è stato. Comunque abbiamo avuto 772 perdite, ma 573 uccisioni. Che comunque lascia fare. Lascia fare. Città persa. Vediamo un attimo cosa hanno perso loro. Vabbè, hanno perso il generale. Quindi, vabbè, il generale gliel'ho fatto fuori, almeno quello. Vabbè, poi hanno tutte le altre. Vabbè, tutte le altre. Istituzioni. Attenzione, cercano l'attacco verso Farsalo. Scusate, verso la Tessalia. Maledetti. Maledetti. Intanto vedo che anche a Narona il nemico si sta concentrando. Ecco qua, lo vedete. Non bene. Ok, si sta allontanando. Sembra che con l'inverno si ritiri. Eccola là. Eccola là. Però qua li vinciamo, eh. Li vinciamo. Allora facciamo una risoluzione automatica che non c'ho di star qui a perdere tempo. Facciamo modalità protezione. Così rimaniamo con un gruppo molto alto. Rilasciamo i prigionieri. Sì. Così andate a fare danni da altre parti, spero. Spero. Ecco, non la Polonia. Ok. Dobbiamo bloccare, dobbiamo controllare questo punto qua del mare, però va bene. Ok. Quindi abbiamo diverse ok, costruzioni che sono andate avanti, bene. Ragazzi, non ho visto questa unità qua. Porca miseria. Oh, sta a vedere che adesso arriva da qua, arriva qua. Andiamo a proteggerci. Vabbè, l'ho creata apposta questa unità qui, quindi lo dovremmo utilizzare per forza. Non mi piace, non mi piace. No, non voglio volevo questi, a dir la verità. Ma potremmo prenderne ancora in realtà. È che ho una paura veramente. Ho una paura, ho paura che arrivino a romperci le scatole nel prossimo turno. E non sarebbe un giusto attacco, ragazzi. Sarebbe veramente un giusto attacco. Ok, qua intanto ci sono dei ribelli, va bene, non mi interessa. Li portiamo qua, più vicini che possiamo. Ok, vediamo quanti turni ci impiegano. Ah, 2 turni, va bene. Intanto iniziamo a buttare dentro cavalleria. Allora, anche questo non sarebbe così male. Però non so se. Vabbè, dai, lasciamo così, fa niente. Tutto il resto lo buttiamo dentro così. Solo 3? No, allora ne togliamo uno. Ci buttiamo dentro uno di cavalleria così. Un altro. Ah, ok, non me la prende. Niente, allora facciamo così. Ci teniamo questa mega cavalleria. Vabbè, arriviamo ragazzi, datemi tempo, datemi tempo.
Allora, adesso dobbiamo andare a difendere la Tessalia perché qua la situazione è tosta. Non sono nella condizione di poter dare battaglia, come vedete. Eh, Però sono sicuramente nella condizione di difendere la città. Quindi entriamo con una prima legione. Ah, questi potrei utilizzarli come supporto, visto che sono parecchio deboli. Anche perché loro, fatto fuori questo esercito, non hanno praticamente grandi eserciti. Quindi potremmo vedere come reagiscono al nostro attacco. Ma anche no, in realtà, perché sennò li spingo indietro. Io invece non voglio spingerli indietro. Voglio che stiano proprio vicini a me il più possibile. Portiamo anche l'altra in avanti. Però ecco, questa, la situazione qui, così è poco auspicabile. Cioè non va bene, devo sistemarla. Allora, fondiamo questi due reparti che tanto non sono importantissimi. Loro come numero sono 46. 42. Allora, sicuramente questi due li fondiamo. E anche queste due qua. In modo tale da avere dei gruppi. Qua 50. Fondiamo anche queste, almeno abbiamo qualcosa di verde da utilizzare. Ok, la cavalleria ci siamo messi abbastanza bene. E non siamo messi bene per il resto. Qui com'è la situazione? Allora, le legioni sono abbastanza messe bene. Forse l'unica questa da 63 magari la accorpiamo. La distribuiamo, questa qua la distribuiamo. Quindi facciamo così e la distribuiamo di qua. Ok, almeno abbiamo una full stack. Forse conviene anche qualcos'altro. No, dai, teniamole così per ora. Dovremmo riuscire a reggere qualsiasi attacco. Addirittura potremmo dare battaglia. Vediamo un attimo qua. La situazione che sono tante. Sono tante picche. Devo andare dentro di cavalleria. Cavalleria sono messo abbastanza bene in realtà. Perché ho la cavalleria. Cos'è? Tarantina. Cos'è questa? Cavalleria. Tra l'altro d'assalto. Quindi sono anche messo bene. Anch'io ho qualche spear e ho tante frecce. Che a questi gli fanno veramente male. Cavalleria loro sono ridotti male, eh. Ma sì, sapete che alla fine non mi sembra una così brutta idea attaccarli subito. Infatti, guardate. Guardate proprio il grado di vittoria. Allora, a questo punto gli andiamo a dare una bella lezione. Abbiamo perso unità, ma neanche tante. Neanche tante. Uccidiamoli, perché non si devono più permettere di fare una cosa del genere. Andiamo a dargli il colpo di grazia. Andiamo a dargli il colpo di grazia. Intervengono anche i cittadini e qua la stravinciamo ancora. Guardate qua, adesso onestamente non mi interessa di tenermi le unità perché voglio solo riprendermi Farsalo il prima possibile. Diamo una sonora lezione anche qua. Qui dovrei maciullare l'esercito nemico. Perfetto, guardate qua che serie di vittorie per Roma, perfetto. Morte. Senza pietà. Non ci si ribella a Roma. Tanto questi, guardate che mi stanno tirando giù tutto. Ma no, perché? Perché mi sta tirando giù tutto?
E io direi che l'attacchiamo ancora. Vabbè ragazzi, concludiamo allora questo assediamento qua. Mamma mia, in un turno. Non pensavo che riuscissi a fare tutto questo in un turno. No, no, la occupiamo. La occupiamo. In che condizioni è farselo? Va bene, dai, è buono. Abbiamo perso solo questa struttura qua. Va bene. Ovviamente qui la legione è messa parecchio male, ma va bene così. Qui intanto possiamo aumentare. Gli possiamo dare che cosa? Ah, questa l'altro è una legione, era una legione difensiva. Quindi figurati. Assolutamente questo, assolutamente. E assolutamente. Ok. Va bene, le teniamo così, dopodiché le andiamo ad accorpare con questa. Questa la riportiamo indietro, la risportiamo di qua e con una dovrei riuscire a tirar giù tutto. Non credo che loro abbiano molto da mantenere. Qui potremmo fondere le cavallerie. Sì, le fondiamo. Anche qui le spears le fondiamo. E qua questi sono 14, questi sono 12. Quindi superiamo i 20, perciò facciamo così. Ok. Va bene, signori. Allora, la situazione sta risalendo piano piano. Mi preoccupa solo questa imbarcazione qua, che potrebbe fare dei grossi danni alle nostre. Andando a sbarcare nella zona, nel cuore di Roma. Speriamo non succeda. Noi ci vediamo ad un prossimo gameplay. Potrei anche rifar salire il porto qua. Addirittura. Fatemi vedere quanti uomini. Pochini. Pochini, però ci sono le navi. Quindi io faccio entrare la mia flotta, che comunque mi darà supporto. E dai, andiamo anche a sbloccare il ponte. Loro intanto si sono ritirati, sì. Allora, volevo concludere il gameplay poco dinanzi, ma in post-produzione mi sono accorto che era troppo breve il video. Quindi direi che facciamo ancora un turnino. Un bel turnino. Allora, andiamo a potenziare il nostro Pabio Publeo, il nostro Patrizio. Diamogli autorità, sì. E poi gli diamo allo zio, cosa gli diamo? Vediamo. Robe di agenti, no. Trasformazione culturale. Bah, trasformazione culturale ci potrebbe stare. E diamogli anche. Oh, interessante questo, demagogia. Anche demagogia non è così male. E ci abbassa la corruzione. Mm. Sì, gli diamo demagogia e la pompiamo. Pimp my demagogy. Allora, poi qui abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, non c'è altro. Via, prossimo turno. Eccoli, eccoli signori. Sono arrivati. Sono arrivati, se vincitori. Allora, la città e questi di difesa, due di cavalleria. Allora, dobbiamo resistere alla cavalleria e poi alla fanteria ci pensiamo. Cacchio, sono tante le cavallerie, sono 5 cavallerie. Porca miseria, un turno. Pensavo ci impiegassero di più. Porca miseria, oh, questa Cartagine non ce la leviamo più dalle balle, è incredibile. Allora, la dobbiamo giocare sul campo, per forza. Sti maledetti.
C'è da dire che Cartagine se la sta giocando bene, cioè sta facendo dei gameplay veramente belli e fatti bene. Allora, purtroppo il 100 cittadino è qua. È qua ed è un bel problema. Allora, è un bel problema perché fosse stato più qui era più difendibile. Guardate, c'era le colline, la collina qua, spostavamo le frecce qua sopra. Così, ragazzi, così è difficile, eh. Così è veramente tosta. Invece, spinto così in avanti, vuol dire che devo spostare tutta la mia difesa in questo punto. E insomma, è complicato, è complicato. Vabbè, cercherò di fare del mio meglio. E vedremo un po' cosa salta fuori. Allora, loro sicuramente una la mettiamo qua. Da qui possono passare. No, ok, almeno questo è chiuso. Ok, quindi l'altra zona è di qua. Allora, li facciamo così, ma... Ah, ho capito qual è questa qui di mappa. Ragazzi, non so se ce la faremo a resistere all'impeto. Vediamo. Vediamo, vediamo. Iniziamo la battaglia. Dobbiamo portare più velocemente possibile le truppe nella nostra direzione. No, lasciamolo così, dai. Allora, si spostano da questo lato, dove io ho la cavalleria. No, allora... No, torniamo indietro perché a me la cavalleria con le frecce fa paura. Fa paura, la spostiamo di qua. Intanto andiamo a vedere dove sono loro. Lontanissimi. Lontanissimi. Prendiamo le due cavallerie. Le fondiamo. Torniamo da questa. Io non dico tanto, ma almeno qua, ragazzi. Attenzione. Allora. Questi cambiano direzione. Anzi, li mettiamo di qua. Via. Ok, mi sa che hanno deciso di fare il giro dall'altra parte. Il che è un bel problema. Il che è un bel problema. Allora, chiudete i ranghi. Allora, di qua sembra non vogliono venire, quindi questa la possiamo spostare, sperando di non far cavolate. Andiamo a difendere questo lato. Ragazzi, però ve dovete avviare, Forza. Due cavallerie. Mamma mia, ci piegano ancora un casino di tempo. Cerchiamo di rimanere in zona, dare supporto alla cavalleria. Ok. Dai ragazzi, forza. Iniziano le perdite. Ah, stanno collassando. La pressione è tanta, la pressione è tanta. Troppa, forse. No. Torniamo indietro. Ok, la cavalleria è arrivata. Andiamo qua e aiutiamoli.
Mamma mia, quanto ci impiegheranno? Un casino, un macello ad arrivare. Portiamo anche loro. Portiamo anche loro. Ok, non c'è più bisogno di una mega difesa. Almeno non da questo lato. Allora, andiamo a prenderci questi, va, con questa cavalleria qui. Chiudiamo. Ok, facciamo il giro. Andiamo indietro. Ok. Facciamo di più danno possibile. Mamma mia, quanto ci impiegherà. Eccoli, ok, perfetto. Questi, buono che sono arrivati. Tanta roba al tiro. Ok. Bene, ci hanno lasciato stare. Allontaniamoci. Non lampeggiare, dai. Ah, maledizione. Ok, perfetto. Abbiamo un po' di tiro adesso da qua. Ma ragazzi, massacrateli. Dai, dove sono? Oh. Dai, ragazzi. Allora, qua quanto ci vuole? Bene. Ricolpiti. Perfetto. Fuoco, 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 ragazzi. Ah, poco niente. Ok, qui la cavalleria ha fatto il suo dovere. Adesso torniamo indietro. Torniamo indietro. Porca miseria. Ho detto torniamo indietro, ragazzi. Porca miseria. Questi non sono ancora collassati. Incredibile. Ok, perfetto, sono collassati. Loro li portiamo in posizione di difesa qua. L'altra cavalleria fa il giro. Ok, un lato l'abbiamo messo in sicurezza. Ora vediamo di mettere in sicurezza l'altro. Mamma mia, questi pilum qua veramente devastanti. Giriamo dall'altro lato. Dai ragazzi, qua dovete venire. Forza, svegliatevi però, svegliatevi. Buongiorno, eh. Buongiornissimo caffè. Bene, guardate, guardate. Massacrati dai pilum. Bellissimo.
Bellissimo. Eccolo qua, facciamo il giro con la cavalleria. Perfetto. Eccoli qua. Dai, è bastata, dai, è bastata, è bastata. Ok. Ok, ragazzi, vai con le frecce. Vai con le frecce. Ok. Vai, ragazzi, massacrateli. No, 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 no. Muro. 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 No, qui non c'è bisogno, ok. Così. Ecco la cavalleria in posizione. Carichiamoli dal dietro. Ok, tutti in avanti. Dai, che adesso li massacriamo. Ecco la cavalleria che arriva. Forza, forza, forza. Li abbiamo circondati su 3 lati, signori. Su 3 lati. Sono in salita, fanno fatica. Forza, forza. Forza, forza. Bene. Andiamo a aiutare questi. Questi hanno finito le frecce. No, aspettiamo a buttarli dentro. Aspettiamo un attimo. Guardate qua. Sono stati intercettati. Ok. Andiamo anche da questi, va. Spostiamoci un attimo. Li carichiamo bene. Da più lati, perfetto. Perfetto. Se li spostiamo indietro. Ok, qui stanno collassando. Oh, ce l'hanno su con la mia cavalleria. Ecco, me l'hanno fatta andare via. Vabbè, fa niente. Perfetto. Qua sono stati fagocitati. Ok. Legione 1. Legione 2. Li prendiamo dal lato. E con la cavalleria li prendiamo dal dietro. Abbiamo concluso la partita. Ok. Vai ragazzi, caricateli. E siamo a posto. Forza, forza, forza. Tutti, tutti. Tutti, tutti. Vabbè. Qua c'è lo scontro. Cercavo una bella visuale da regalarvi, ma bene. Partita è vinta. No, continuiamo, continuiamo che li falciamo. Li falciamo tutti. Va bene, signori, la partita comunque la finiamo qua perché non ha senso andare a prenderli ai lati la mappa. Ed è finita, direi, piuttosto bene. Piuttosto bene. Loro sono messi veramente molto male. Al fronte di 918 perdite,
la maggior parte tra l'altro della milizia, mi sa. Abbiamo fatto comunque 2342 uccisioni, che lascia fare, lascia fare. Anche le loro forze non erano chissà che livello avessero. Fuori dall'Italia, via. A bastonate vi prendiamo. Perfetto, ho perso fondamentalmente solo una legione, cioè un manipolo di uomini, ma cittadini, quindi. Loro li schiavizziamo, li facciamo lavorare da noi. Sti animali. Partecipa alla guerra contro l'Armenia. No. Ok. Bene. Allora, le terre che abbiamo liberato stanno iniziando a respingere. Perfetto. Gli scordisci. Allora, perfetto. Far fuori questo esercito qua ci darà un bel po' di soldi e di esperienza. Andiamo a farlo subito. Porca miseriaccia. Però non vale, che loro hanno attraversato. Che vuol dire? Vabbè. Vabbè, 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 vabbè. Non dico niente, non dico niente, non dico niente. Ok, vabbè. Qui intanto la città comunque si dovrà riprendere. Cos'è? Arretinum. Ok, va bene. Ok. Ragazzi, è ora di buttare giù Atene per l'ennesima volta. Portiamo i nostri due generali. Uno, ok. Uno, perfetto. E 17. Noi siamo 13. 13 e 12. Ok. La dobbiamo porre per forza sotto attacco. Intanto qua le costruzioni stanno andando avanti. Qui avevo fatto una cittadina ma mi si è distrutta. E qui avevo fatto un mercante di vino. Quindi andrebbe fatto un produttore di anfore qua. A dire la verità, sarebbe meglio. Portiamo avanti questo gruppo, che è abbastanza ben nutrito. Ok. Direi che possiamo anche non giocarla, perché comunque siamo messi abbastanza bene d'assedio. Potremmo fare un ariete anche. Un paio di arieti, la teniamo sotto assedio. Tanto in questa zona qua non ho problematiche, non ho paura che mi arrivino da qualche parte, quindi i terrori del mare, cosa sono? Forse dei pirati, non lo so. Ah bene, i nostri alleati qua si stanno prendendo questa parte, perfetto. Probabilmente ne pagheranno le conseguenze successivamente. Qui la città si sta riprendendo, perfetto. Qui potremmo creare una banchina di livello 4, ma onestamente non so se mi convenga. La legione di 11 uomini contro 8. Contro 8 tra l'altro belli skillati. Però sì, andiamo a attaccarli. E dovremmo riuscire a reclutare. Perfetto, perfetto. Guarda, non ci penso neanche. Prendo subito 3 legioni. E va bene così. Tra l'altro mi hanno lasciato la città incustodita. Che rabbia, ragazzi, che rabbia. Vabbè, qua ce ne sono un casino, ma non li facciamo adesso. Che ho paura che poi me li buttino giù.
Qui la situazione com'è? Allora andiamo a rompere le balle a questi. Sabotiamo le scorte. Così facciamo un giro, vediamo com'è la situazione qua. Qui c'era il nemico, c'era l'esercito di Massilia, ma niente, l'hanno cacciato. Va bene. Ok. Direi che rimaniamo così. E a farselo rimettiamo questo. Qui facciamo questo qua. Facciamo un po' di investimenti. E direi che ci rivediamo al prossimo turno. Adesso veramente lo finiamo. Dai, vabbè, non è, sta girando abbastanza bene, dai. Abbastanza. Alla prossima.